Comunque telespettatori di Ciao TV e non solo, naturalmente quelli che sono affezionati a Sognando come tre. Personaggio della settimana? Michele Caputo! Buonasera, grazie. Grazie. Che stacchette. Ho cominciato la mia vita, la mia carriera, perché io non ho mai avuto niente da nessuno, perché io mi sono fatto da me. Quello che ho trovato, lo facevo, cioè senza nessun problema. Anzi, ti ricordi quella cosa? Quando c'era la lira, scusate, gentilmente, tenessimo 100 lire, ma già accattano un curtillo. Ok, che fa? Ma già rapiconto arancio. Sbaglio era Marittello allora. Allora io ti voglio dedicare una canzone. Sì, perché Sognando come te, vedi? Canzone io questa sera voglio cantare. Sei venuto tu a cantare. Canterò una canzone autobiografica. Sei da rientri, sì. Una canzone autobiografica che ho fatto io, che si intitola Erba di casa mia. Sì. Allora con una base, facciamo con la base. Sei pronto con la base? Sì, sono pronto con la base. Vai con la base di cover, con la base. Allora, bisognerebbe farla a cappella, come i neri per caso, ma io faccio a capocci che è meglio. Allora, Erba di casa mia, siamo pronti? Sì. Erba di casa mia, me la fumavo e poi volavo via. Quanta emozione tutta in quel cannone, e tu con la tua mano dicevi squaglia piano. Grazie, bellissimo pezzo. È un pezzo inedito che fa parte del mio CD. Questo CD contiene vari pezzi, stanno i pizza, 20 euro, 30 euro, come volete così per facile. Bene. Vabbè, questa era una piccola. Sei un annuente allora per noi. Sei un annuente, Martiello, sei un annuente. Ho cominciato con Martiello, insomma. Poi altri personaggi, poi Azelic, poi 5. Mi ricordo pure Giambattista. Giambattista Pace. Giambattista Pace. Ciao, ti ricordi di me? Sono Giambattista Pace. Non so se ti ricordi. Mi ricordo. Mio padre si chiama Emanuele Pace, mia madre Olga Riposa. In pace. Adesso ti ricordi? Sì. No, volevo raccontare una cosa molto divertente. C'è una barzellettina. Posso raccontare una barzellettina? Sì, allora, barzelletta di Giambattista Pace, molto divertente. Allora, vado a ridere questa barzelletta. Allora, ci stanno 3 napoletani, no? Che stanno su un'isola deserta perché la nave ha fatto il naufragio. Evidentemente la portava Schettino. Comunque, vabbè, fanno il naufragio. Quest'isola deserta, 3 napoletani, non succede niente per mesi e mesi, nessuno se li va a prendere. A un certo punto dice un napoletano, dice: ma mo che facciamo qua? Ci stiamo scocciando. Dice uno dei napoletani: perché non giochiamo a golf? Ma il golf è uno sport difficile, come si gioca? È facilissimo, fa l'altro napoletano. C'è bisogno di una mazza, di una palla e di un buco. Fai il primo napoletano, gli mette mazza. Fai il secondo napoletano, gli mette palla. Fai il terzo napoletano. Guarda, ha messo il gioco, non mi piace. Vabbè, questo era un excursus di Giambattista Pace, naturalmente, perché tanti sono i tuoi personaggi. Sì, ricordiamo sempre quando facevi il collegamento da quelli che calcio. Mi ricordo cosa succedeva. No, poi facevamo quel personaggio. Per esempio, e infatti qua è Sangrippo, quando sono venuti qua c'era il cameraman che ultimamente questo fatto mondo si sta ingrippando parecchi voti. Cioè il cameraman mi ha detto: ma me lo fai? Lui sono 3 settimane che quel cameraman lì, no, fa crack, me lo fai? Sangrippo purissimo, vedi, ecco, ti sta facendo il segno di vittoria. Giustamente. No, io ti ringrazio, insomma, ringrazio anche la proprietà dell'emittente che per avermi... Anche perché tu poi hai riconosciuto il grande artista, non solo che lui è l'editore Massimiliano Lampona, in arte Liano, quando ti andava detto: ma ora no, io pensavo che non sapevo, insomma, pensavo che perché lo seguo, quindi chiaramente ci conoscevamo. No, perché c'è questo personaggio di Groupon che faccio. Sono giunto un po' a Groupon, ma ci ho cattato un bello coupon. Ma che ci facevi a casa? E infatti tormentone, ma che ci facevi a casa se non venivi qua sognando con noi? Sono veramente contento di essere qui questa sera, insomma, che mi trovo tra amici, quindi no, siamo noi onorati di averti qua. Grazie ancora. Senti, vogliamo parlare anche del mercoledì tuo al Teatro di Lana, anche perché vedi, anche noi siamo seguitissimi da tanti giovani. Ma poi visto che date spazio ai giovani, che è una cosa bella, voglio dire, in questo momento è fondamentale. Io il mercoledì faccio questo laboratorio di cabaret, quindi con nuovi comici al Teatro Diana. Abbiamo cominciato a settembre e finiremo a maggio. Il mercoledì 6
febbraio è il prossimo appuntamento, ci sarà tra l'altro come ospite Lino Barbieri, l'imitatore Sì. di Rai 2, quindi insomma una bella serata per chi vuole prenderla a ridere. Noi la prendiamo a ridere perché il mercoledì è un giorno già un po' più da cinema, invece noi stiamo cercando di coinvolgere le persone e farle venire a teatro, perché il teatro poi il mercoledì costa poco, quindi è una spesa che tutti possono fare, è un prezzo anticrisi, 10 euro, quindi voglio dire pochissimo, veramente poco. Sì. Poi so che ci sarà divertente. un grande tuo impegno teatrale con Maurizio Casagrande. Sì, invece poi a marzo con Maurizio, sai più cosa tu che hai? Sì, mi informo perché giustamente il mio editore Massimiliano mi ha detto mi raccomando mi sai ricordare dove devo andare perché mi ha scusate un attimo. Vediamo un po', ci sto pensando un po'. No, con Maurizio Casagrande invece cominciamo la tournée da marzo, dal 13 marzo siamo nei teatri qui in Campania, poi facciamo 2 settimane a Roma, Lambra Iovinelli, poi Milano, insomma la tournée tutta Italia. Un po' in giro per tutta Italia. Insomma, quindi poi però ti racconto, ormai tu sei di casa qua, quando ma ti io troverai a qui, passare magari la prossima volta mi impara una canzone, me l'ho fatta col Tossi, la prossima volta faccio un'altra cosa, in modo che sono più anche contestualizzato, perché ci sono degli artisti che ho visto che quelli che ho ascoltato fino adesso sono stati bravissimi, quindi voglio dire, ma già mettere pure a livello, insomma con Tossi che non sempre posso cantare, ma impara una canzone, facciamo una bella canzone in coppia e te, va bene? Vattene amore, dove me ne vado? Vabbè, io ti ringrazio allora e rinnovo l'appuntamento a tutti quelli che vanno al teatro e anche quelli che non vanno possono andarci di venirmi a trovare al Teatro Diana. Tu cosa consiglieresti a un giovane che deve chiamare a quel numero e venire a partecipare qua alla trasmissione? Tu che punto fa? Guarda, ma che ci fai a casa? 081 70 50 132. Vieni a cantare pure tu, ti aspettando. Ho fatto un po' in Torrese, anche per la provincia torrese. Anche per la provincia torrese. Senti, Veronica ha la voglia di qualche altro tuo personaggino. Non ho capito, appena lo faccio te porto, perché voi che se ne tengono 3 o 4, insomma, lo fai un personaggio. La prossima volta voleva duettare con te del coupon, se ha passato l'esame, voleva sapere se ha passato l'esame. No, la prossima volta vengo, magari stiamo un po' più di tempo insieme, perché porto pure un po' di attrezzatura, perché farli così i personaggi, insomma. Sì, è normale. C'è il piacere di venire di averti qua, di essere stato qua con noi, è veramente stato un grande piacere. Grazie a te, grazie a Veronica, soprattutto più a Veronica, a te non tanto. No, ma grazie alla produzione, c'è lì la voce della regia, Massimiliano Bellian. Ci ricordi un po' la storia della pasta e patata? No, è perché allora la storia della pasta e patata, devi sapere che la nonna mi faceva mica si chiava che la nonna, quindi no, è una cosa che se tale e quale patata si chiava, che viene da mangiare che la pasta e patata. Quindi insomma meglio. Sì, era un momento particolare in cui mi faceva una schifezza Antonio, sì. Ti faceva, vabbè, alla fine è Michele Caputo e Michele la Caputo. parte che doveva fare. Sì. Va bene, allora grazie ancora. Noi una promessa, ogni promessa. Io sono come l'Equitalia, mantengo le promesse. Quindi quando ti troverai nella tua tournée che sei a Napoli, tu ci chiami la produzione e vieni qui. Magari chiama Veronica, io non ti chiedo, è meglio, no? Lo dico, va bene, chiama Veronica, ma è giusto che devi chiamare Veronica. Allora mettiti d'accordo con Veronica per quando venire qui la prossima volta e sarai con noi. Grazie ancora e buonanotte, buon proseguimento con buonanotte, Michele, questo è come Teleton, noi finiamo tardi. È un milione proprio, allora buon cornetto a tutti, ci vediamo dopo. Mangi il cornetto per noi. Signori, grande personaggio, Michele Caputo da Comicamente Zering.